Chico, buongiorno, eccolo, lui ha già fatto casa, dormito stanotte Titti, fatto la nanna, noi ci siamo appostati in questo meraviglioso camping nella Nature in Friuli Venezia Giulia, abbiamo dormito da Dio, stamattina babbo anche piovuto, vero? Fino a poco fa c'era uno spiraglio di sole, adesso è andato via, ma si sta bene lo stesso. Dopo oggi con l'ometto andrò a giocare a basket e con i ragazzi andrò in piscina. Tu dove andrai, babbo? Nel bosco cercare il tartufo. Oh, bene, così stasera mangiamo il tartufo, sì, come no. Ma la colpa sono trovo del cane. È ovvio, la colpa è di Ciociò. Ma Ciociò è lì sereno, questo è il suo mondo. E fino a domani pomeriggio circa stiamo qua, che si sta da Dio. Abbiamo mangiato il frico, abbiamo mangiato la tagliata di cervo, lo strudel di pere qua fanno, buono, molto molto contenti per ora. Ciao a tutti, siamo di mattina e ora andiamo a giocare a palla. Cosa giochiamo? Si è appena svegliato il ragazzo, sono le 11 quasi. Un po' a basket e un po' a calcio. E dove siamo? In un camping. Del? Friuli, Venezia? Giulia. A fra poco. Ciao. Là, ci stiamo avvicinando al campetto. Basket, pallavolo, calcio. Là c'è anche calcio, però non so come si fa andare. C'è un camper un po'. Qua c'è il camper, non è il nostro, non c'entra una minchia. E noi andiamo a quello arancione lì davanti. Vediamo dove si passa perché non lo sappiamo. Siamo arrivati ieri, ancora non siamo pratici. Ci hanno detto solo che possiamo usufruire sì, di entrambi i campetti. Adesso il camper ci piglia sotto. Non possiamo. E viva la vita. Devo venire qua che questo fa retromarcia. No, non fa retromarcia. Però ci volevo uccidere. Procediamo. Secondo me, Leo, dobbiamo passare qua. Ah no, quella è l'isola ecologica. Stiamo indagando dove si passa. Sempre amato il campetto da basket, no, però da qui da qua moriamo. Dopo oggi andiamo in piscina. Poi sì, speriamo che si può fare le foto, non lo so, vediamo. Poi per quanto riguarda il barbecue, mi sa che facciamo domani. Vediamo. Prima di andare via. Vediamo. E poi dopo domani, dopo pomeriggio più o meno, dopo pranzo, ci spostiamo da un'altra parte. O Udine o non lo so, adesso vediamo. Comunque Udine nei programmi. Eccoci qua. A Udine mangeremo il KFC e il McDonald's. Già. Eccoci. Ci hanno detto che possiamo usarlo, noi ne approfittiamo. Sì. No, questo che è la rete più bella, quella è mongoloide. Gli spalti. Sì, no, giochiamo qui. Vai Leo, inizia con i tuoi tiri. Io adoro il basket. Là si dorme ancora. Ma qui l'aria fresca si sta bene, eh? Leo scarseggia, è nabbo. Fammi fare un tirino e una rana. Ci proviamo. Attenzione alla mamma. Se non farugginita, però. Che cagnolino! Grande la mamma! Grande. È più una padrona. E nel mentre la palla è qui. E poi di te è nabbo. Sono molto arrugginita. Non sono più una ragazzetta.
Ci ritroviamo. Eccoci, ci siamo. Attenzione alla mamma. Quasi quasi. Che stortezza, ma che palla! È anche la palla molto leggera comunque. Vabbè, La palla di noi, ieri sera non c'è più. noi giochiamo un po' qui e poi dopo facciamo sapere al campetto da calcio. Ciao, saluta. Ciao ciao. Leo con calma, Che faccia. Dai, fai un bel canestro. Dai. Leo, fai il canestro. Adesso facciamo i nabbi nel campo da calcio, soprattutto io. Leonardo è bravo, io faccio cagare ai polli di Noè. E sta tornando il sole. Grande Leonardo, fatti vedere. Ho preso la traversa. Leonardo, fatti fare una bella foto lì. Stai un po' fermo lì, fatti vedere. Il sorriso che spacca. Io dovrei fare il portiere, invece riprendo, però paro lo stesso. Con il ginocchio, aia che male. Mi ha tirato un tuffo bomba. Leo scalzo è più attivo. Dio che pagore. Vado sempre te. Perché devo registrare e parare. Capisci? E poi volendo anche fare un tiro. Questa era bananao. Fatti fare una fotilla. Leo. Dai. Stiamo ancora alla piscina, ragazzi. Qui c'è la mamma. Mamma, saluta! Saluta! Ciao, a dopo! Oggi piscina, stasera grigliatina del buon fattore, zucchine grigliate, poi si mangia e poi si va a nanna. Domani nuova avventura. Ciao a tutti, buona serata.